L'Italia, paese di santi, navigatori, poeti e cambi di allenatore, perché abbiamo, non dico un record perché sto ancora studiando rispetto agli altri campionati, ma abbiamo una buona media, almeno da quando si è passati a 20 squadre in Serie A. Vediamo se questo cambio è anche una squadra che invece ne cambia pochissimi nella sua storia e portare, dobbiamo parliamo. Ho raccolto un numero, mi sono divertito un attimo, anche perché non è che uno poi l'anno scorso si sono divertiti tutti gli altri tifosi delle altre squadre a parlare del Napoli, no, ma che cosa incredibile, Garcia, poi Mazzarri, cosa? Ora per divertissima. Vittorio, Vittorio Benvenuto, non mi piace dire quel nome generale, è un segno zodiacale, poi alla fine così. Grazie per la vostra presenza, non è facile, lo so, ma spero di darvi anche dei contenuti simpatici a livello di curiosità, di raccolta di dati, perché non necessariamente ci sono. È una svolta importante quella della Juventus, ragazzi, senza girarci intorno, è un fallimento epocale. Cerchiamo di capirci. Molti, io mi metto in testa, bisogna fare mea culpa, perché io ero convintissimo che la Juventus sarebbe stata in grado di difendere Motta, di portarlo avanti. Qualche difficoltà iniziale sicuramente, l'ambientamento, i caratteri che si devono prendere, però ero convinto, insomma, se li portano avanti e poi dopo, una volta sistemati, se arrivano i risultati, si sistemano. E invece a quanto pare non è bastato. È facile far partire la discussione nei commenti: è colpa di Motta, è colpa di Giuntoli, i calciatori avranno una loro responsabilità. Ovviamente si dividono le opinioni. Io credo che, insomma, Giuntoli è a capo di tutto perché è una scelta sua. Se poi la tua scelta non funziona, ti devi prendere le responsabilità. Molti gli contestano anche il mercato. Io però, se guardo la rosa della Juventus, secondo me è una rosa che poteva tranquillamente arrivare tra le prime 4 senza fare esperimenti pazzeschi, dando un po' di normalizzando, ecco, un po' come è successo alla Roma con Ranieri. Si normalizza ed escono fuori più o meno quelle che sono le qualità, i valori della rosa in campo. La Juve non è riuscita a normalizzare, purtroppo, per loro. Ma uno sfizio volevo darvelo, poi riprendiamo l'argomento. Sono 260 i cambi di allenatore in corso di anno. Vabbè, negli ultimi 21 anni, perché prendiamo in considerazione 21 anni? Perché partiamo dal 2004-2005, dove si introduce la Serie A a 20 squadre. Molte delle statistiche, quando si vuole ragionare a livello di numeri, devono partire da lì, perché poi è molto diverso, le dinamiche sono diverse se sono 18 squadre, quindi non si può fare storico. 260 tra esoneri, dimissioni, cambi di allenatore che torna in 21 anni, è una media di 12,3 all'anno, e secondo me non è poco, sono più della metà delle squadre che giocano che cambiano allenatore. Qualcosa non funziona. Ero partito da questo articolo, che però era del 2023, quindi ho dovuto aggiornare aggiungendoci quei 2 anni. È interessante vedere quest'altra statistica, perché si dice sempre la cura con Seisao, no? Si è detta la cura Juric, e io mi diverto perché poi quando si è detta la cura Mazzarri, e io mi sono divertito perché se tu sai nel profondo quali sono le problematiche, un cambio di tecnico, se poi non è credibile, non è che ti aggiusta niente. Si pensa sempre che quando c'è il cambio in corsa, la prima partita è una partita che tu vinci di sicuro, comunque hai la grande reazione. Non è sempre così. Tra l'altro, cura, come si sa, per esempio la cura Vieira invece ha funzionato e ha sicuramente dato dei risultati. Quindi non esistono degli standard perfetti. Ma se prendiamo la statistica dal 2004 fino al 2023, parliamo di 100 sconfitte, cioè la prima partita quando c'è il cambio di allenatore, 100 sconfitte, 71 pareggi e 64 vittorie. Quindi non sempre ti va bene. D'altra parte tu devi pensare che la maggior parte degli esoneri avvengono
in squadre più piccole che si devono salvare, che non hanno una grande rosa e sono comunque in difficoltà. Sta accadendo adesso, lo stiamo vedendo anche questi avvicendamenti anche tra squadre che stanno al top della classifica o comunque che hanno una squadra forte, e lì tu puoi vedere un cambio di atteggiamento nei giocatori, magari non si sono presi col precedente allenatore, ne arriva un altro e ti danno tutto. Però una media punti di 1,1 e non è proprio esagerato, non è che subito la cura si vede. Se parliamo, se sommiamo i pareggi e le vittorie, allora sì, non è che subito vinci quando vai a cambiare allenatore. Interessante vedere le squadre con più esoneri, e noi ci ricordiamo ovviamente il Palermo 25 volte ha cambiato l'allenatore in 12 stagioni, una roba incredibile. Seguono Cagliari, 21 cambi in 17 stagioni, Genoa, 18 cambi in 15 stagioni, Zamparini, Cellino e Giulini e Preziosi sono i maggi allenatori proprio per eccellenza. Le squadre di Serie A con meno esoneri invece, ovviamente quelle che hanno meno presenza in Serie A hanno meno esoneri, la Juventus e la Big, che ha cambiato di meno durante l'anno. Questa statistica però negli ultimi 2 anni cambia, perché loro fanno saltare Allegri praticamente nel finale della stagione precedente e fanno saltare adesso Motta nel finale di questa, quindi questa va aggiornata. Solo 2 volte 18 campionati, mettiamoci 4 volte in 20 campionati. Altre grandi squadre con la media molto bassa sono il Napoli, e anche qua va aggiornata con l'annata folle dell'anno scorso, Lazio e Milan. E poi questi sono i nomi che si ritrovano sempre, è una cosa pazzesca. Alle volte dice ma poi cambio chi chiami, ed escono sempre gli stessi nomi. Vedete se questi nomi vi suonano familiari. Giampaolo, tra quelli più esonerati, Giampaolo 8 volte, Iachini, Ballardini, sempre i soliti, Di Francesco. Quelli che invece subentrano più volte: Ballardini, il primo che devi chiamare quando devi risolvere la cura, Iachini, Malesani, Delio Rossi, Claudio Ranieri, Del Neri, Donatoni, De Canio e Davide Nico. Insomma, il caos della Roma. Quest'anno è successo il caos della Roma, che fa fuori De Rossi e chiama Juric, e poi farà fuori anche Juric e chiamerà Ranieri. Il Lecce che esonera Luca Gotti e chiama Giampaolo. Il Genoa, il passaggio da Gilardino a Vieira. Il Monza fa anche un mezzo disastro, perché prima tira fuori Nesta chiamando Bocchetti, poi tira fuori anche Bocchetti e richiama Nesta. Il Milan ovviamente fa rumore per l'esonero di Fonseca, che viene sostituito da un altro portoghese. Pecchia rimane in sella abbastanza a lungo e poi viene chiamato Chivu, e adesso dobbiamo aggiornare sicuramente la lista degli allenatori, dove Motta saluta durante la sosta, dopo essere stato confermato a parole, ma sappiamo che il calcio è bugia. Ci rifletti e pensi che la paura, ecco, la paura è che Motta non avesse in mano la squadra in nessun modo, e che quindi, anche se tu stai a un punto da quello che è il quarto posto, che è il risultato minimo che devi portare a casa, evidentemente c'è la sensazione che i giocatori non lo seguono più assolutamente, quindi non c'è nemmeno quella reazione. Alle volte il Milan ha fatto vedere una reazione di orgoglio anche individuale nelle partite che si mettono male, mentre la Juventus ha dimostrato delle volte che quando non c'è nella partita esce completamente dal gioco, e non sembrano darsi una mano l'un l'altro, ognuno pensa per sé, che poi alla fine è quello che nel calcio ti porta a non raggiungere nessun risultato. Credo che Motta abbia avuto la colpa specialmente di non individuare dei leader e di affidarsi a un gruppo. Sarri lo diceva spesso, dico, all'inizio non posso cambiare molto, poi non cambia nemmeno durante la... però all'inizio io ho bisogno di creare uno stile di gioco, dare delle nozioni che possano servire poi a tutta la squadra, quindi cambio di meno all'inizio, mentre Motta ha deciso da subito di cambiare in continuazione. Nessuno è sicuro del posto, è una cosa che viene vista anche come positiva, perché ognuno poi lavora nello spogliatoio, però devi dare delle certezze, e non hai dato tante certezze né a livello di leadership, cambiando il capitano di continuo, e quindi nessuno si sentiva effettivamente responsabilizzato, e nemmeno a livello di ruoli, perché abbiamo visto giocatori che hanno cambiato ruolo di continuazione. Poi un po' di sfortuna sicuramente si accanisce, e il paragone con quello che sta facendo il Bologna con Italiano è onestamente impietoso, perché uno pensava di dare la maggior parte dei meriti a Motta per quel Bologna. Evidentemente la squadra è stata costruita bene, al di là di tutto, e vedere Italiano che supera Motta poi in classifica mica è po'.
nell'analizzare se cambiare allenatore poi effettivamente ti dà una migliore media punti, poi dipende da caso a caso. Insomma, il miglior tecnico subentrato in queste stagioni, qua parliamo di un campione più piccolo dal 2018, è proprio Tudor. Nel 2021-2022 migliora di 1,5 la media punti a partita del Verona rispetto a Di Francesco. Chi ha fatto peggio è Juric, subentrato a Ballardini alla guida del Genoa con una differenza di 1,20. Juric non benissimo. Nelle ultime 7 stagioni la media a partita è passata da 0,90 per gli allenatori esonerati a 1,12 per quelli subentrati, con un differenziale di 0,22 a partita. Quindi se aggiungiamo ai 1,79 punti medi di Motta questo 0,22 di base, arriviamo a 2 punti a partita, il che in 9 partite sono 18 punti, il che porterebbe la Juventus esattamente a 70 punti in campionato. Bastano 70 punti per arrivare ai quarti. Bisogna chiedere al Bologna, bisogna chiedere alla Lazio e bisogna chiedere alla Roma che sta lì. Ci sarebbe anche la Fiorentina, un punto dietro la Fiorentina ci sarebbe anche il Milan, però insomma diventa interessante la lotta per il quarto posto, con secondo me l'Atalanta è abbastanza staccata di 5 punti dal Bologna, quindi questo è quanto. Come vedete, quando Tudor subentra alla Lazio, in 11 gare 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per una media di 1,91. Ci siamo, tra i due che deve fare, nella media così, gli 1,91 che fa, più o meno questo è quello che si è messo sul piatto e si è valutato quando si è deciso di far saltare completamente questo progetto, senza avere poi la controprova. Dice, se gli davo un po' più di fiducia Motta poteva portarmi dei benefici così, non lo sapremo mai. E si chiederanno sempre: ha sbagliato Giuntoli, ha sbagliato Motta, non c'era leadership, poteva utilizzare meglio i calciatori, è colpa anche dei calciatori che si sono abbandonati senza prendersi responsabilità. Ognuno si chieda, si faccia queste domande e date anche una risposta a quel punto. È arrivata l'ufficialità, a quanto pare, mentre faccio il video. Motta esonerata, adesso è anche ufficiale, Udine il nuovo allenatore, sarà allenatore bianconero anche durante il mondiale per club in programma a giugno. La Juventus si qualificherà alla prossima Champions League. Il contratto di Tudor verrà rinnovato automaticamente per un altro anno a circa 2 milioni di euro. Anche perché poi questa cosa ci interessa, perché si è continuato a parlare, sì, ma Mancini restava in auge solamente per l'anno prossimo, quindi se Igor Tudor traghetta solamente, poi dopo comunque bisogna impostare un discorso futuribile per un nuovo progetto, mentre qualcuno vuole divertirsi comunque a mettere Conte tra le possibilità, e a noi tifosi non ci piace questa possibilità, perché quello c'ha il contratto. Dobbiamo ricordarci che i contratti purtroppo non significano nulla se poi non si ha una linea comune da seguire, eccetera eccetera. Io non direi di fasciarci la testa prima che le cose accadano, ma potrebbe la Juventus anche addirittura continuare a questo punto con Tudor. Vediamo se la sentono, se non è un ridimensionamento anche questo. Del Doman non v'è certezza del Doman per quanto riguarda sia il Milan che la Juve, con la Roma anche in bilico, la Lazio di cui si è parlato perché ultimamente certe sconfitte sono state molto pesanti per Baroni. Idem il percorso di Palladino, che è stato visto come ottimo, poi come disastroso. Si deve trovare una via di mezzo. Poi c'è chi dice addirittura che Giuntoli avrebbe detto a Motta: mi vergogno di averti scelto. E qua lascio a voi tutte le considerazioni del caso, perché molto spesso noi tifosi dicono i giornali sempre contro di noi, vogliono mettere zizzani a destabilizzare l'ambiente. Idem quando ci affacciamo a guardare le realtà delle altre squadre, ne troviamo di ogni, perché poi mi dovete dire come questi avevano proprio la cimicetta nel telefono di Giuntoli quando telefonava, oppure c'era uno così che ha sentito proprio le parole, o il centralino. È anche plausibile che lo abbia detto, eccetera eccetera, però come fate a sapere? Oppure complimenti che l'avete saputo, così, insomma, succede a tutte le squadre. Questo è quanto. Ci sono i nostri nazionali oggi e quindi dobbiamo stare senza che non sudare. Stai tranquillo.
tutto è a posto e ci aggiorniamo, vediamo se succede qualcosa a partita con l'Italia, qualche video aggiuntivo, esclusivo. Io nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto, magari qualche tifoso di altre squadre che si è affacciato, ciao, benvenuti, ti puoi anche iscrivere, tutto gratis, ma non obbligo nessuno, il like è una cortesia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un bacio, Castro.